bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Un 21enne ha presentato una denuncia per violenza sessuale nei confronti di un prete. Il giovane ha accusato un parroco di Francofonte nel Siracusano di aver abusato di lui quando aveva 9 anni e fino ai 18. Il ragazzo ha anche detto di aver presentato una denuncia al vescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, ma a quanto pare il prete continua a celebrare messa. A Catania, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti in Viale Grimaldi, nella zona conosciuta come Fossa dei Leoni, i carabinieri hanno notato un uomo con una busta tra le mani. Hanno poi scoperto che conteneva oltre 1 chilogrammo di droga. Sono circa 60 i migranti sbarcati la notte scorsa a Marzamemi nel Siracusano. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, gli stranieri, presumibilmente di origine egiziana, sono approdati a bordo di un barcone che ha superato le maglie della sorveglianza nelle acque territoriali italiane. E adesso chiudiamo con la politica. Questa mattina il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha presentato la giunta di governo. Da oggi si parte, ci aspettano appuntamenti di grandissima urgenza ed emergenza, abbiamo un'agenda molto fitta e abbiamo delle sfide da tremare i polsi, ha detto il presidente. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.